Boh, allora il quadro della situazione, Sì. uno alla volta però ragazzi. Se Come il vai, governatore Luca Zaia non ci fossero stati i bacini di laminazione, si sarebbe andati sott'acqua. Ma è un autentico disastro, mai abbiamo messo in funzione tutti i bacini di laminazione. 6 bacini in funzione, 5 in provincia di Vicenza, 1 in provincia di Verona che è la Colombaretta e dà la dimostrazione dell'intensità della pioggia. In poche ore tanta acqua, abbiamo raggiunto una punta di 229 mm, se non avessimo avuto i bacini oggi avremmo i gommoni in giro per Vicenza invece che le auto. I sindaci però sono preoccupati, anche la comunicazione dell'allerta da gialla a arancione, che cosa significa e che cosa devono fare in quel caso lì, come risponde alle possibili polemiche? Ma guardi, no, direi proprio che non ci debbano essere polemiche, i modelli matematici sono applicati, sono gestiti dai tecnici che sono diciamo, i più preparati sulla piazza, dopodiché stiamo parlando, e lo dicono i dati, di bombe d'acqua che non si possono prevedere al millimetro, prova ne sia che abbiamo avuto 229 mm d'acqua in 6 ore, cosa che in una piovosità diciamo, importante le si hanno in 24 ore. Ma scusate. Ai cittadini cosa c'è da dire? Di fare massima attenzione, abbiamo ancora le prossime 24 ore di assoluta attenzione e massima allerta. E la perturbazione dovrebbe spostarsi verso oriente, quindi andando verso Veneto orientale, quindi intaccare un po' la provincia di Treviso, un po' la provincia di Belluno, la parte bassa dell'Alpago e soprattutto il Veneto orientale. È un fenomeno eccezionale a maggio. Un fenomeno eccezionale per la stagionalità, ma può capitare, e dall'altro per le sue caratteristiche, cioè acquazzoni intensi in pochissimo tempo che comunque non permettono neanche la rete di sgrondo dell'acqua superficiale di andarsene con velocità. L'anno scorso a maggio è andato sotto l'Emilia Romagna, quest'anno il Veneto che però in parte si salva, ma c'è ancora molto da fare sulla sicurezza idraulica e la messa in sicurezza del territorio. Sì, direi anche sui cambiamenti climatici perché noi stiamo rincorrendo un cambiamento climatico che diventa sempre più aggressivo. Il tema delle bombe d'acqua è una grande concentrazione, se sul lavandino di casa si rovesciasse un secchio d'acqua tracimerebbe, se invece apre il rubinetto con costanza riesce a scaricare l'acqua. Questo è quello che sta accadendo. Noi abbiamo secchiate d'acqua su dei territori che riescono a sgrondare magari la portata del lavabo e non di una secchiata d'acqua. Argini rotti perché groviere a causa degli animali? Beh, gli animali sono un problema, lo sfondamento arginale di Castelnuovo a Isola Vicentina è una dimostrazione, i tassi in questo caso non le nutrie e quindi senza voler male a questi poveri animali come si dice, noi dobbiamo salvaguardare la vita dei cittadini, non possiamo permettere che questo continui, quindi sicuramente un rimedio va trovato. Il piano di messa in sicurezza, il famoso piano Marshall, è a metà dell'opera. E per fortuna che l'abbiamo realizzato, visto che considerato che di quei quasi 3 miliardi, erano 2 miliardi e 7 che ho messo a terra nel 2010, abbiamo realizzato un sacco di opere. Quel piano Marshall oggi ci permette di dire Vicenza è salva in virtù del fatto che abbiamo realizzato i bacini. Se non avessimo avuto i bacini di laminazione oggi sarebbe stato un autentico disastro. I bacini Grazie. adesso di Vicenza sono pieni, Presidente. I bacini... Che cosa si sta guardando per poterli svuotare? Allora, i 5 bacini che interessano il Bacchiglione e Vicenza in generale non sono pieni, ma hanno diciamo, invaso più o meno il 50%. E adesso gli elementi che valuteranno i tecnici sono diciamo, la congiuntura astrale tra il deflusso che se ne va, che so, dal Bacchiglione che sta già scendendo, e eventuali previsioni di alta piovosità che stanno arrivando. In questo varco si inserisce lo svuotamento del bacino, è il principio del vaso comunicante. Il bacino non è altro che un serbatoio d'acqua che il fiume cede e che poi deve riportarsi via. Ma diciamo in questa fase non abbiamo preoccupazione nella fase di svuotamento e di poter mettere in sicurezza i territori. Dopodiché stiamo parlando di previsioni che peraltro non sono più di acqua diffusa ma di bombe d'acqua. Presidente, è la prima volta che sono stati aperti tutti i bacini. È assolutamente vero, è il fatto straordinario, abbiamo aperto tutti i bacini contemporaneamente, questo da un lato ci permette di dire che abbiamo evitato un disastro, allagamenti di molte città, paesi scantinati, dall'altro significa che queste bombe d'acqua circoscritte, intensissime e in pochissimo tempo sono un nuovo fenomeno che non conoscevamo magari 10, 20, 30 anni fa. Presidente, scusi, una domandina di politica? Di che? No. Questi 10 nomi... Presidente, questo era suo? Di chi era?